Prime presentazioni in Sicilia del nuovo romanzo di Carmelo Sardo, Dove non batte il sole. Si tratta della sesta opera del giornalista Mediaset che si avvale nell'ultimo libro dell'intervento di autorevoli magistrati. Palermo, Agrigento e Favara, le prime 3 tappe del tour. Finalmente è arrivato il momento di presentare il mio nuovo libro, il mio nuovo romanzo Dove non batte il sole, Biblioteca Edizioni, anche nella mia adorata terra, nella mia Sicilia, con 3 tappe a cui tengo molto. Si comincia giovedì 2 febbraio a Palermo, alla libreria Mondadori Flaccovio di via Roma, con 2 autorevoli magistrati, Massimo Russo e Roberto Piscitello, moderati da Maristella Panepinto, e ci sarà anche una sorpresa con un intervento di un grande artista. Poi il giorno dopo, venerdì, sarò nella mia Agrigento alle 17:30 pure, al Circolo Empedocleo, con una presentazione a cui tengo molto, non solo perché è la mia città, ma perché rivedrò moltissimi amici. Tra l'altro uno di questi, un mio storico amico, mi farà un dono di intervenire perché lui è sempre stato un po' ispiratore delle storie che mi stanno molto al cuore, le storie degli ultimi, dei derelitti, di chi sbaglia e finisce in galera. Ci sarà il giudice Stefano Zammuto a dialogare con me, modererà Salvo Di Caro, l'evento è organizzato dalla libreria Il Mercante di Libri, e poi chiuderò il sabato successivo, sabato 4 febbraio alle ore 17:30 al Castello Chiaramontano di Favara. Dialogherò con il caro grande Antonio Liotta al Castello Chiaramontano, un posto incantevole dove sono già stato in precedenza. Ma vi voglio dire 2 cose a cui tengo molto su questo romanzo, che mi sta dando grandi soddisfazioni, perché chiunque lo legge ne resta affascinato, entusiasta, anche se ha uno sviluppo di una trama anche per certi aspetti un po' doloroso. Le storie contenute in questo romanzo le ho costruite, che sono vere, le ho costruite attorno però a un personaggio fittizio, un personaggio inventato. Si chiama Stefano, è un giovane studente universitario di 27 anni. La storia comincia subito con un drammatico duplice omicidio, gli uccidono i genitori, e poi succedono molte cose che sembrano avere un'attinenza speciale con questo momento storico particolarissimo. Perché? Perché affronto i temi a me molto cari del carcere duro, dell'ergastolo stativo, delle incongruenze e degli errori della giustizia, motivo per cui ho voluto che ci fossero magistrati a parlarne con me in queste presentazioni. Vi assicuro, Dove non batte il sole è un libro che va letto, perché è anche un libro che ha un impegno importante civile, un romanzo civile per alcuni aspetti, e come spesso mi capita di fare, mi sono preso e concesso il grande privilegio di mettervi dentro una storia d'amore, e in parte anche questa è vera. Vi aspetto con Dove non batte il sole in queste 3 tappe siciliane.